Ben ritrovato a Federico Simeoni, che è segretario di Patria Friulane e anche consigliere provinciale per quanto riguarda la provincia di Udine. L'Italicum, come funziona la nuova legge elettorale, ce la spiega lui e soprattutto la posizione del suo movimento. No, è una legge elettorale che funziona malissimo, tanto che noi come movimento abbiamo dovuto intervenire scrivendo al Presidente del Consiglio nonché ai deputati eletti in Parlamento e Senato qui in Friuli per chiedere di ravvedersi fin tanto che sono in tempo. Sono dei collegi elettorali che sono stati ritagliati in maniera sartoriale per garantire una maggioranza numerica al PD, che al momento crede di avere i numeri per poter essere egemone, e lo sta facendo consolidando a scapito del Friuli l'area di Trieste, perché anche questo l'obiettivo è quello di arricchire il patrimonio dei deputati eletti nel collegio che è stato aggregato artificiosamente a Trieste rispetto invece a quelli del resto del Friuli. Poi ci sono ulteriori manovre che sono fatte. Oggi ho letto l'intervento dell'onorevole Fedriga che vuole aggregare Pordenone a Trieste. Sono degli interventi che vengono fatti da esponenti politici eletti in Friuli Venezia Giulia, che denotano una totale mancanza di cultura della nostra autonomia dello statuto speciale. Noi vogliamo, come Patria Friulana, vogliamo ricordare a loro che se lo statuto speciale esiste perché c'è una minoranza che in realtà in questa regione è maggioranza, che è quella nazionale friulana, che ha il dovere e il diritto di essere tutelata al pari delle altre minoranze che vengono tutelate in Italia solo perché coperte da trattati internazionali, che sono quella tedesca del Sud Tirol, quella francese della Val d'Aosta e quella slovena, che si illude di essere tutelata qui in Friuli Venezia Giulia, quando la realtà sarà solo che porterà inutilmente acqua al mulino del PD. Bene, grazie a Federico Simeoni, segretario di Patrie Friulane.